cross per Di Michele e il gol della vittoria sorprendente della Cavese sul Milan. La Cavese è ricordata in tutta Italia, anche se da anni è costretta a disputare campionati dilettantistici per questo exploit compiuto nella stagione 1982-1983 in Serie B. I bianco-blu andarono ad espugnare San Siro, battendo il Milan 2-1 in rimonta. Infatti era stato l'attaccante inglese rossonero Jordan a sbloccare dopo pochi minuti il match, poi decisero Tivelli e Di Michele. Quella vittoria è rimasta sempre scolpita nella mente dei tifosi e quel successo è ricordato a tutte le nuove generazioni. Adesso le cose sono letteralmente cambiate. La città della Cava, 1934, è nata dalle ceneri della Cavese. Sta cercando di riportare la squadra in una categoria più importante. Tra Akragas e Cavese ricordiamo due precedenti in Serie C. In particolare Cavese Akragas del 28 ottobre 1984, finito 0-0, e il ritorno all'Esseneto il 10 marzo del 1985, finito 1-0 per i biancazzurri con rete di Bardelli. Inoltre Akragas e Cavese hanno avuto in passato giocatori che hanno indossato la stessa maglia. Tra tutti spicca Pietro Puzzone, cresciuto nelle giovanili del Napoli e prestato ai Cavesi nella stagione 82-83 e l'anno dopo proprio all'Akragas. Nella stagione 84-85 Puzzone tornò a Napoli a giocare in una squadra che contava nelle sue file per il primo anno un certo Diego Armando Maradona. Ma di Cava dei Tirreni era il mediano Mari che con l'Akragas di Franco Scoglio disputò una stagione super in maglia biancazzurra. La città della Cava è una squadra totalmente diversa dal Real Mantapontino che l'Akragas ha eliminato in semifinale di questi playoff. È una formazione che gioca sempre a viso aperto, subisce parecchie reti, ma ne mette a segno anche molte. Sarà quindi importante per l'Akragas domani realizzare almeno un gol. Pericoloso sarebbe un risultato di parità, a reti bianche. Proprio per questo motivo Montalbano sembra orientato a giocare con due punte fisse e il trequartista. Tra l'altro Marasco sta benissimo, il guaio muscolare è soltanto un brutto ricordo e si confida in Peppe Bernardo che quest'anno ha trovato la via della rete poche volte. In difesa tornerà la squadra titolare con Semprevivo, Russo e Geri Russello. L'Akragas verrà sospinta da almeno 150 tifosi che raggiungeranno il centro campano. Un pullman partirà questa notte dallo spiazzale antistante dello stadio Seneto. Molti altri raggiungeranno Cava dei Tirreni con minibus e auto private. Da Agrigento a Cava dei Tirreni ci sono poco più di 8 ore di macchina. Sarà presente anche il sindaco Marco Zambuto che è stato invitato dal collega campano Marco Galdi. Si spera che possa essere soltanto una bella giornata di sport. L'invito rivolto dal primo cittadino di Cava al collega di Agrigento è un segnale importante.